Oggi è più conveniente rivolgersi agli strozzini che pagare le multe. Per il presidente della regione, Luca Zaia, certi metodi di banche ed enti di riscossione non sono poi tanto diversi da quelli degli usurai, con le immaginabili conseguenze nella catena apparentemente infinita di suicidi di piccoli imprenditori in Veneto. Ma guardate, questo è un bollettino di guerra, senza entrare nello specifico perché c'è doveroso rispetto nei confronti di ogni singola storia ed ogni storia fa storia a sé. E senza generalizzare, prima di tutto direi che questi imprenditori lanciano un grido d'allarme che noi tutti cogliamo, che è quello dell'impossibilità di lavorare con una tassazione che ormai raggiunge il 70%, che è quello di avere comunque il terrore dei controlli. Quando ti arriva un controllo comunque sai che se ne debbono andare con un verbale, che è quello di avere uno Stato che è in costante azione di rapina nei confronti della nostra gente. Prova ne sia che è più conveniente andare da uno strozzino a farsi dare i soldi che confrontarsi con una multa che devi pagare per gli interessi che ti applicano, che sono da usura. La piaga di artigiani e commercianti che decidono di farla finita, secondo il governatore, deve essere risolta anche con una maggiore efficienza della macchina pubblica e con una riduzione delle tasse. Ma Zaia, oltre ai vincoli del patto di stabilità sulle amministrazioni locali, attacca pure un altro malcostume in aumento in Veneto, quello delle imprese che non saldano le altre imprese fornitrici. Vi invito ad andare a sentire gli imprenditori e a sentire bene qual è il problema in queste ore, che è quello di imprenditori che dicono è facile, sarebbe facile lavorare almeno se qualcuno ti pagasse il conto. In Veneto eravamo abituati a dire che la stretta di mano è un contratto, oggi dobbiamo dire che ci sono molti veneti che non pagano conti ai veneti.